trade questa sera per 3 premiazioni davvero importanti: il 6° concorso enologico per l'assegnazione della Gran Fascetta d'Oro, il 12° premio giornalistico e il 9° concorso fotografico Photo Contest Vendemmia PDP. La serata proseguirà alla Latteria Soligo per la Notte Bianca del Gusto. Ho voluto concentrare in questa giornata finale un po' tutto quello che è il sunto della prima del Prosecco, che innanzitutto è un sunto di fare squadra, dove siamo riusciti a mettere insieme i campanili da noi rappresentati come Proloco e fare sistema assieme. È stata una primavera del Prosecco che ha avuto qualche problema con il tempo, fine aprile e maggio, però tutte le mostre hanno manifestato grande soddisfazione per il successo, tutti gli eventi organizzati hanno avuto una forte adesione. Abbiamo voluto poi sottolineare con questo meeting, convegno, il fare squadra, il cooperare, il partecipare, e la soddisfazione è che tutte le istituzioni, tutte le rappresentanze economiche ai massimi livelli hanno accettato di partecipare, quindi proprio per dimostrare questa unità e questa squadra. Credo che se dobbiamo andare indietro col tempo, no? Latteria del Soligo 1883 era un territorio prettamente agricolo, con ogni casa aveva la sua vacca, le proprie vacche. Il territorio poi è cambiato, no? Il vino Prosecco è sempre stato in questo territorio, ma ha cominciato ad essere valorizzato. Il territorio è in simbiosi l'uno con l'altro, no? Non possiamo immaginare che la latteria di Soligo Formaggi non debba avere questa partnership assieme alla primavera del Prosecco, ma quello che abbiamo tentato di fare e dimostrare che assieme si possono fare cose migliori, perché se uno non dovesse dire io latte, l'altro vino, via dicendo, sono due cose, no? Due realtà diverse, è vero, però a tavola sono due realtà che si mettono assieme. Il convegno di oggi, sindaci, territorio, sempre più si parla che se facciamo rete, se ci mettiamo assieme possiamo fare determinate cose. Da soli, se io dovessi aver fatto qualcosa da solo, avrei parlato di oggi soltanto che di latte e di formaggi. Saremmo stati incompleti. Abbiamo parlato di territorio, abbiamo parlato di vino, abbiamo parlato di formaggi, abbiamo parlato di ambiente, una delle cose molto care a me e alla Latteria di Soligo, perché l'ambiente è un qualche cosa che lo dobbiamo tutelare per il nostro futuro, per i figli e per i nostri nipoti.